E siamo davanti a un'autentica catastrofe, 1 miliardo di euro di danni ci sta, c'è tutto, e stiamo parlando di danni ingenti sia sotto il profilo delle infrastrutture pubbliche, 100 km di strade da rifare, delle infrastrutture private, dei boschi, 100.000 ettari di bosco che se ne sono andati, sono rasi al suolo, e poi molti altri danni che andiamo giorno dopo giorno a quantificare. Una catastrofe ambientale con interi territori che la furia del vento e le piogge torrenziali e incessanti hanno completamente trasformato, interi habitat da ripulire e ricostruire. Allora abbiamo Asiago, abbiamo il Comelico, abbiamo l'Agordino, abbiamo il Cadore. Dobbiamo intervenire a 360 gradi dappertutto. Ho parlato anche questa mattina con il capo della Protezione Civile Borrelli. Adesso attendiamo un primo stanziamento che è quello delle somme urgenze, ma attendiamo soprattutto l'ordinanza di Protezione Civile che dà incarico al commissario e soprattutto poteri speciali. Vi faccio un esempio: noi abbiamo 100.000 ettari di bosco, 60% pubblico, 40% privato. Se i privati si rifiutassero di fare le pulizie, o se qualcuno si innamorasse di tronchi nel suo territorio, noi dobbiamo assolutamente intervenire e togliere quei tronchi, e quindi ci vogliono anche poteri speciali. La macchina della solidarietà si è messa in moto, la Regione ha istituito un numero di conto corrente o chi vuole può aiutare inviando un SMS, e a chi si dice scettico su chi andranno i soldi il Presidente Zaia replica duramente. Noi abbiamo già avuto un test che è stato quello del 2010, fino all'ultimo centesimo è andato ai territori, punto. Se poi qualcuno vuole fantasticarci sopra, va in procura, non nei social network, almeno vediamo faccia e nome e cognome. Scettici a parte, la grande aspettativa rimane verso il governo. Il primo appello lo facciamo al governo, visto che considerato che paghiamo un sacco di tasse, ci aspettiamo una bella risposta, e il governo ci è sempre stato a fianco fino ad ora. Ci sono già dei bei propositi